Ciao a tutti, sono Aurora Baratto, sono un ex studente del liceo artistico Bruno Munari. Ciao, sono Lorenzo Bett. Ciao a tutti, mi presento, sono Alessia Del Posto. Ciao a tutti, sono Martina. Ciao, sono Michele Piretti. Mi presento, sono Alessia Fattorel. Mi chiamo Enrico Zunta. Ciao a tutti, io sono Luca Lovisa. Ciao a tutti, io sono Sofia Piai. Buongiorno a tutti, sono Elisabetta Luisotto. Ciao, sono Lorenzo Mariotti, ho frequentato il liceo artistico Bruno Munari. Ciao, sono Sofia Tomei. Salve a tutti, mi chiamo Alosha Denchin. Sono Alessia. Ciao, mi chiamo Stefano Barel. Io sono Chiara e sono un'ex studentessa del Munari. Io sono Martina. Ciao a tutti, mi chiamo Francesco. Buongiorno a tutti, sono Pini Camilla e ho frequentato il liceo artistico Bruno Munari. Il liceo artistico mi è rimasto nel cuore principalmente l'autonomia e le capacità pratiche che mi ha dato, che sfrutto tuttora nel mio lavoro. Mi ha dato soprattutto le competenze per riuscire ad affrontare i progetti con metodo, un metodo valido a tutti gli effetti, che può essere applicato anche in ambito lavorativo e non solo scolastico. Per parlare della mia esperienza devo dire che è stata veramente positiva. Ricordo che quando sono stata all'Open Day ero rimasta colpita dalla struttura in sé. Il fatto che fosse veramente fornita questa scuola, che ci ha consentito di poter sperimentare a pieno i suoi laboratori. Del liceo artistico Bruno Munari sicuramente mi porto dietro un bellissimo ricordo, anche perché veramente secondo me ha migliorato la mia adolescenza. È un ambiente in cui si può imparare a relazionarsi e a conoscere persone con interessi anche molto differenti dai nostri, perché è un ambiente aperto al confronto con l'esterno. Sicuramente una grandissima opportunità di porre delle basi per la mia formazione futura e per chi veramente volevo essere. E è stato un percorso fondamentale sia per capire qual è la propria passione, ma anche una bella esperienza per mettersi alla prova nei diversi ambiti artistici. Citando Bruno Munari, il liceo artistico è albero, esplosione lentissima di un seme. È un percorso di crescita continua ed esplosione creativa che è stimolata da un ambiente che è stato per me terreno fertile. Il liceo artistico Bruno Munari ti forma a 360 gradi, sia a livello di conoscenza in ambito degli studi, ma proprio a livello personale. Ti aiuta a sviluppare un pensiero critico che ti aiuta e che mi ha aiutato ad affrontare con maturità la realtà di tutti i giorni. Il liceo inoltre permette ai suoi studenti di avere varie occasioni in cui sviluppare non soltanto competenze didattico-scolastiche ma anche trasversali, tramite ad esempio le attività di PCTO, talvolta anche all'estero, corsi di dibattito oppure concorsi in ambito artistico e non. Qual è il premio letterario Giuseppe Mazzotti e con l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta all'estero in Inghilterra. È stato speciale per me perché mi ha permesso di vivere delle esperienze che altrimenti sarebbero risultate impossibili, come ad esempio trascorrere un mese in Cina insieme ad alcuni miei compagni. Consigliamo il liceo artistico perché, come disse Bruno Munari, è imparare facendo. Questa è la filosofia del liceo. Le idee non rimangono solo su carta, ma vengono concretizzate grazie ai laboratori presenti in istituto. Uno degli elementi che insegna soprattutto questo liceo è non aver paura di osare, non aver paura di esprimere le proprie idee, per quanto esse possano essere grandi, per quanto esse possano essere diverse. Il Munari per me è stato fondamentale, è stato un punto d'inizio ed è stato dove ho capito di voler cominciare questo percorso. Diciamo che a livello di formazione, comunque in generale, anche che si possa essere progettuale ed esecutiva, mi ha comunque portato ad essere comunque in vantaggio rispetto magari ad alcuni miei compagni di corso. Il liceo artistico mi ha dato delle buone basi teoriche che mi hanno facilitato negli studi universitari e delle basi pratiche per svolgere al meglio il mio lavoro. Se ripenso al Munari mi ricordo di una scuola che intanto mi ha accolto, non si è limitata a insegnarmi una determinata materia, ma ha provato anche col tempo a trasmettermi la passione per una determinata materia. Se dovessi tornare indietro risceglierei assolutamente questa scuola. Sono stati 5 anni fantastici e li rifarei. Qui ho trascorso 5 anni meravigliosi e tornassi indietro sicuramente rifarei la stessa scelta. Se oggi riesco a fare il lavoro che mi piace è anche grazie al Munari.